Ed ora subito la linea a Tina Ghilardi e Francesco Nosari. Benvenuti. Grazie e bentrovati ai nostri radioascoltatori e bentrovato Francesco. Anche a te, grande Tina. Oggi facciamo innanzitutto gli auguri a Umberto Bossi per una pronta guarigione. Certamente. Questo l'intuizione della Lega Lombarda, allora, nell'idea di autonomia e federalismo è sua, comunque è stata concretizzata a lui, per carità. Federalismo e autonomia erano già nel pensiero anche solo, non so, per esempio di Carlo Cattaneo, tuttavia concretizzarla, rendere effettivo un progetto politico di questo tipo che adesso va avanti con continuità, e questo grazie a Matteo, è stato proprio Umberto Bossi, al quale rivolgiamo i più affettuosi auguri di ristabilimento. Ecco, questa era la prima cosa che mi sembra giusto. Che mi sembra appunto giusto, proprio diciamo che comunque nel padre, ecco. Certo. E su questo così. Questa settimana che argomento possiamo parlare? Riprendiamo quello che abbiamo detto settimana scorsa circa il problema dell'imputazione a Matteo di reati come il sequestro di persona, eccetera. Abbiamo già domenica scorsa rilevato le anomalie di quell'imputazione, di quel procedimento. Abbiamo registrato questa settimana la dichiarazione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati che dice, attenzione, e ha ragione, è ben chiaro, nessuno può sottrarsi alla legge, perfettamente d'accordo. Nessuno, e per nessuno si intendono anche ovviamente, come dice l'Associazione Nazionale dei Magistrati, anche i magistrati. Ecco, il problema è quando si va al di fuori del campo della legge, cioè la sindacabilità di atti che stanno al di fuori del campo della legge. Valicare questo confine è sostanzialmente commettere qualcosa che non va. E in questo caso, a mio avviso, palesemente, ciò è avvenuto. Quindi, per carità, un altro può pensare diversamente, però a mio avviso è avvenuto, e credo che il Parlamento, che sia la Giunta sia poi il Parlamento, si pronunceranno in questo senso, perché è evidente. Ora, nel momento in cui si travalica, non è più nessuno può sottrarsi alla legge, ma la legge, chi valica il confine della legge, commette qualcosa di illegittimo, perché è al di fuori della legge. E questo, secondo me, sarà il tema. È un caso spinoso, grave, nuovo, però è un caso molto importante su cui occorrerà riflettere, proprio perché nessuno può sottrarsi alla legge. Punto. Certo, il resto pensatelo voi. Poi una decisione ci sono i 4 gatti più il gatto Gregorio, se ben chiaro che è più attento di tutti, i quali a questo punto possono riflettere su questo dato, e che non è un dato da poco, perché in effetti sta alla base della suddivisione dei poteri. Legislativo, il Parlamento, quando mi si racconta in materia di autonomia che il Parlamento è sovrano, si dice una grandissima puttanata, scusate il termine, perché la Costituzione dice che il popolo è sovrano, quindi non è il Parlamento che è sovrano. Il Parlamento è sovrano nell'ambito legislativo. Il governo è sovrano nell'ambito esecutivo. Sì. La legge è sovrana nella regolamentazione di questi rapporti, punto. Però le invasioni di campo sono violazioni della legge, e violazioni addirittura della legge costituzionale, cioè della base della nostra struttura statuale, costituzionale. Questo è il quadro, quindi pensateci, è
è un caso nuovo, è un caso in cui secondo me la partecipazione del cittadino deve essere una partecipazione anche di pensiero, nostra è una situazione culturale, quindi tendiamo a quello, però pensateci, riflettete, perché l'unico, tra l'altro, il popolo sovrano, quello che dice la Costituzione, non è il sovranismo così come viene spacciato, perché noi non siamo sovranisti. Il sovranismo ha come significato che il sovrano è al di sopra delle leggi. No, il popolo sovrano ha le sue leggi che rispetta. Francesco, Tina, una chiamata per voi due. Pronto? Sì, pronti? Buongiorno, sono Armando. Sono Armando. No, niente, volevo dire, riguardo alle leggi, poi questo è un paese, bene o male, che ha delle regioni autonome che si gestiscono un po' come vogliono loro, voglio dire. Siamo una ventina di regioni, ma ognuno ha suoi usi e costumi, e tradizioni per cui ha delle usanze un po' autoctone, diciamo. Sì, per cui la legge va interpretata, la legge non può andare bene da Roma per tutta l'Italia, per dire. Non è che è una legge perché non va bene a nessuno, per carità, ci sono leggi giuste e leggi ingiuste, per cui vanno interpretate con il buon senso le leggi. Questo buon senso da cosa ci deriva? Da una morale, da una religione, da qualcosa, da qualcosa di trascendentale, voglio dire. E poi riguardo al federalismo, io vorrei che non fosse soltanto una questione di soldi, vorrei anche che fosse una questione culturale, identitaria, tradizionale. Vi saluto e vi ringrazio. Grazie Armando. Il ragionamento, cioè adesso non che tutte le leggi per carità, cioè leggi fondamentali sono fondamentali e tali restano. È chiaro che per ciascuna, laddove in un territorio come quello italiano, dove ci sono popolazioni con costumi che sono obiettivamente molto dissimili fra loro, ci deve essere una regolamentazione, quindi ci devono essere leggi che, per quanto riguarda ciò che è negoziabile, sono fatte apposta, sono mirate per quei costumi, per quelle popolazioni. Francesco, abbiamo un'altra telefonata in linea. Sentiamo così. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Siamo da Bolzano, Sergio. Buongiorno Francesco e buongiorno Tina. Posso parlare? Sì. Prego. Ecco, sentivo la vostra trasmissione e volevo dire che la Costituzione prevede il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario, però secondo la mia tesi, diciamo, il potere legislativo tramite una parte della magistratura prevale sempre sugli altri due poteri, sempre. Questa è la cosa che veramente condiziona il nostro paese, perché io penso che sia l'unico paese che abbia questa parte di magistratura che può fare quello che vuole. Basta solo un magistrato che può mettere in crisi un intero esecutivo. Vi ringrazio e auguri a Bossi, viva la Lega e viva Salvini. Prego, grazie. Grazie in particolare del riferimento sia al precedente segretario, al nostro fondatore, sia al nostro grande amico Matteo. Ora, quello che è avvenuto perché il Parlamento ha perso di autorità. Tutto sommato il potere legislativo ha emanato leggi, ha emanato norme. Ora, non è che ci voglia un grande intellettuale che, leggendo quello che è stato prodotto specialmente negli ultimi 40 anni, esaminandolo, non possa non rilevare che addirittura siamo a livello di sgrammaticatura. Quindi la qualità del prodotto è estremamente bassa e estremamente copiosa, quindi un mare di scritti male da incompetenti. Questo è un giudizio da un punto di vista generale di quello che è stato prodotto.
Poi ci sono alcune leggi fatte bene, per carità, nessuno discute, ma la grande massa, la grande quantità delle norme prodotte ha questa caratteristica. Sostanzialmente dall'81 poi l'esecutivo, e con l'appoggio di una Presidenza della Repubblica variamente interpretata da Scalfaro piuttosto che a Sua Altezza Reale il Principe Giorgio Napolitano, hanno avuto la caratteristica ideologica. Quando parlano del ventennio berlusconiano è una palla clamorosa, dove su questo ventennio berlusconiano, pur senza nessuna simpatia per il Cavalier Berlusconi, ex Cavalier Berlusconi. Per carità, nessuna simpatia, però dov'è questo ventennio? Fatemelo capire. Su 26 anni, dal 92 all'anno scorso, su 26 anni, 17,5 sono della sinistra e 8,5 di Forza Italia con Lega, ma del Cavalier Berlusconi. Ma insomma, il ventennio, cioè, sono quelle palle allucinanti, hanno dominato, una dominazione di tipo ideologico, ed è che l'esecutivo, proprio perché è ideologizzato, perde autorevolezza, tant'è vero che adesso questi qua vengono, io mi auguro che veramente vengano superati proprio anche storicamente, culturalmente e storicamente. Me lo auguro, ci vuole cultura, però ci vuole pensiero per poterlo fare veramente. Francesco, Tina, un'altra chiamata per voi, ve la passo. Pronto, buongiorno. Sono Marina da Caspoggio. Buongiorno. Allora, salve. Allora, io volevo evidenziare uno squilibrio evidente fra i poteri legislativo e giudiziario. In effetti, secondo Costituzione mi sembra di capire che dovrebbero essere di pari dignità, di pari livello, e invece si evidenzia che mentre il potere politico legifera e i suoi atti possono essere sottoposti a giudizio popolare tramite il voto di una nuova classe politica, oppure più specificatamente mediante referendum per abrogare delle leggi che il popolo reputa ingiuste, questo non succede per il potere giudiziario, in quanto i giudici non sono direttamente eleggibili dal popolo e secondo le sentenze che il popolo non sente come proprie non possono essere annullate mediante una consultazione popolare. Quindi questo secondo me è evidente che effettivamente siamo in regime più che che sia monarchico. No, questo no. Siamo un po' al di fuori però di una teoria che è coerente. In realtà il potere giudiziario, la magistratura, il suo lavoro l'ha sicuramente svolto meglio, sia del potere di coloro che avrebbero dovuto legiferare, il potere legislativo, sia coloro che avrebbero dovuto eseguire, cioè i governanti. E questo è un aspetto oggettivo. Non è vero che siano a pari livello, ognuno si deve occupare del suo campo, del suo settore, poi il livello non si possono quindi misurare livelli che sono diversi, perché è come dire sommare una pera con una mela, sono cose diverse, ognuno si deve misurare nel suo campo. È chiaro però che la magistratura ha saputo, l'ordine giudiziario ha saputo svolgere molto meglio il suo compito rispetto ai parlamentari nell'ambito dell'esercizio del loro potere legislativo e ai governanti nell'ambito dell'esercizio del loro potere esecutivo. Questo è poco ma sicuro. Si è creata oggettivamente una prevalenza che è anche culturale, prevalenza che non deve comunque diventare prevaricazione. Adesso diciamo che si pone il problema viene posto, cioè il confine della legge, quindi il sindacato della legge viene superato e va al di là. E a questo punto è chiaro che vengono in discussione proprio gli elementi di separatezza di Costituzione del nostro stesso Stato. Questo è il problema. Questo è il problema che oggi dobbiamo affrontare. Fossi io un parlamentare, ma del PD, voglio dire, l'ho già detto l'altra volta, 2 volte fa, non mi ricordo, voterei immediatamente no, perché la cosa è palese.
Dopodiché mi porrei il problema, ma quando si travalica, quando si va a incidere in questo settore, che cosa succede a chi travalica e a chi incide in questo settore? Punto di domanda, perché questo poi è la fase successiva, la diciamo prima, in questa trasmissione molto particolare, perché è sempre successo, quantomeno molto spesso, che quel che abbiamo detto si è verificato magari anni dopo, magari tanti anni dopo, ma si è verificato, e quindi una buona percentuale. Quindi il problema alla fine diventa questo qua, e prima o poi quel problema qua va affrontato anche per la differenza di efficacia e di capacità culturale fra un potere e gli altri due, perché oggettivamente c'è una discrepanza. La qualità dei parlamentari non è, la loro organizzazione non è tale, non è a livello tale per poter essere coordinata e poter essere di aiuto a chi poi deve esercitare il potere giudiziario. Questo è anche è un altro degli aspetti, magari ne parleremo tra 10 anni. Francesco, abbiamo un'altra ascoltatrice in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, io sono Ornella da Merate. Buongiorno Ornella. Buongiorno signor Francesco. Allora, io spero proprio che non si vada verso il no all'autorizzazione a procedere, perché mi sembra talmente logico. Però mi domando anche, non so, in quale paese è visto che un governo non possa stabilire chi possa entrare nei nostri confini, insomma, e a chi negarlo. E poi, scusi, non è una repubblica parlamentare la nostra, o è una repubblica giudiziaria? Io continuo a domandarmi queste cose. No, buongiorno, guardi che no, ascolto sempre volentieri. Buongiorno. No, signora Ornella, guardi che no, è l'impedimento, è il no a che venga effettuato il processo. Quindi tu, potere giudiziario, ti fermi lì perché hai invaso il campo. Attenzione, il significato è questo. Bisogna essere chiari su questo profilo. Quindi il porre un confine e dire no, fermi un attimo. Qui attenzione che questo significa anche assumere una chiarissima responsabilità, perché finora abbiamo vissuto un ambito di deresponsabilizzazione. Si scrivono norme che sono fatte coi piedi, di cui non si capisce neanche il significato, e poi arriva la giustizia o arriva l'interpretazione. Occorre assumersi di nuovo una responsabilità di quello che si fa e di quello che si scrive. La responsabilità sotto il profilo esecutivo ce la sta offrendo, noi siamo di parte, siamo amici da 20 anni, non so quanti anni, ce la sta offrendo Matteo. Matteo si assume le responsabilità di quello che sta facendo. Quello che dice mi è arrivato questo, cioè è qualcosa che significa io ho questa responsabilità e me la assumo con coscienza. La stessa cosa deve avvenire anche per l'altro potere, quello legislativo. Cioè di fatto stiamo vivendo sotto il profilo almeno culturale, ma non solo, a una riforma dello Stato. E questa è la grandezza che ha indotto quel movimento io c'ero per fortuna, nell'84, 83, io c'ero nell'85, nel settembre, ma ho vissuto i primi momenti, cioè è quella lega con quei 4 gatti, ma veramente 4, non c'era neanche il gatto Gregorio, è nata così e si è sviluppata così, fra tante contraddizioni, con tanti errori, però vedete che è un cammino continuo, è un cammino in cui si è creduto veramente che sulla base di principi di diritto naturale si potesse costruire qualcosa di efficace anche per contrastare il totalitarismo globalizzato che ha cercato di imporsi e che è attualmente in atto. Questo vedetelo come disegno. Certo, Francesco, abbiamo un'altra telefonata in linea. Sentiamo. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Giusy di Varese. Buongiorno. Io vorrei ricordarvi una frase di Togliatti che disse: per gli amici le leggi si interpretano,
Per i nemici si applicano. Certo, frase storica che discende dopo la fine della guerra dal patto fra De Gasperi, galantuomo, questo lo so per certo, anche per vicissitudini di famiglia, e Togliatti, il compromesso che nacque perché l'Italia era al confine fra l'impero sovietico e l'impero americano. Ed era la linea di confine. Tito, il criminale Tito, premeva alle frontiere, si fu trovato, per non avere la guerra civile, per non rischiare di andare dall'altra parte, anche se i patti di Yalta sotto questo profilo erano chiari ma non a sufficienza per quanto riguardava i confini orientali italiani, fu trovata questa escamotage. La parte economica di attività di sviluppo legata agli Stati Uniti competiva, fu assegnata, fu attribuita ai democristiani. La giustizia, cioè il controllo, fu attribuito ai comunisti, al Partito Comunista Italiano, che tra l'altro pieno di fior di delinquenti, che portò in Parlamento, come ho detto l'altra volta, assassini veri, alcuni dei quali dovettero poi essere fatti fuggire perché l'avevano fatto anche dopo l'amnistia. Ora, questo fu, ed ecco che la frase di Togliatti va letta proprio in questo contesto, cioè in definitiva era il salvacondotto per chi doveva agire o controllare i comunisti nei confronti delle azioni di tipo economico legate agli Stati Uniti dei democristiani di allora. Questo ha fatto bene a ricordarlo perché il quadro storico in cui quella frase si inserisce è questo, ed è incontestabile, è quello lì, non è che ce ne sia un altro. Quindi bello, comunque mi fa piacere che ci sia anche chi mi va a richiamare il passato, perché noi oggi ci stiamo orientando, e non è cultura, verso una dilatazione del presente, cioè, che rende schiavi, perché il futuro dipende solo e soltanto se del passato si ha memoria. Se si ha memoria ed esperienza possiamo progettare un futuro, ma se dilatiamo il presente non abbiamo più né futuro e non ricordiamo il passato, ma non possiamo neanche sperare nel futuro, ed è quello che in questi anni è avvenuto. La volontà di schiavizzare ha sul profilo culturale questa radice, questo metodo. Non so se mi sono spiegato, qui Tina entri tu perché tu sei capace di spiegare i concetti come io non sono capace di fare. Sì, velocemente perché ci hanno anche detto che siamo in chiusura, ma è vero, bisogna conoscere il passato per proseguire sul futuro. Spesse volte vedo nel mio piccolo che parlano e non conoscono quello che è la realtà di un posto, così è importantissimo, infatti dovrebbe essere così. Ma guarda Tina che c'è il problema del linguaggio anche, cioè teniamo conto che i nostri giovani usano un linguaggio che è diverso dal mio e dal tuo, che ormai siamo dei bacucchi, ma hanno un linguaggio digitale che ormai si esprime in due parole che vengono schiacciando un tasto sul computer piuttosto che sul telefonino. Sì, ma può essere benissimo che questa mancanza culturale sia proprio il fatto di non guardarsi negli occhi quando si fa un dialogo o si cerca di raggiungere una soluzione attraverso un dialogo. Spesse volte è vero, tentano di raggiungere con WhatsApp dicendo è così, hanno deciso di far così, ma senza specificare alle volte le motivazioni. Esatto. Cioè, e questo guarda, è perché non invece quello di ritrovarsi su un argomento, dire perché andiamo in questo senso piuttosto che l'altro, capire le motivazioni e ascoltare tutti, questo è una cosa che oggi manca, è la fretta, è la... No, ma guarda, ti dico di più. Quando un tempo i direttori, compresi i direttori della Padania che si sono succeduti dal giornale, dal glorioso giornale poi cessato, che si sono succeduti, un tempo i caratteri che potevi scrivere erano infiniti, un tuo articolo occupava una pagina intera. Poi fu detto a tutti, attenzione, cerchiamo di fare non più di 70 righe. Oggi sostanzialmente se devo scrivere, scrivo degli aforismi,
piccole 4 parole che devono racchiudere un concetto, perché se ne scrivo anche solo 7 manco le leggono. Questo è un altro dei problemi che l'educazione, la scuola, i metodi che sono stati usati praticamente hanno impedito. Nell'era della comunicazione si è impedita una comunicazione effettiva. Questo è l'altra cosa che dobbiamo rivedere. Dobbiamo rivederla anche come famiglie, ma come scuola, come educatori, come genitori. Cioè dobbiamo renderci conto che la situazione è questa. Per carità, è cambiata, benissimo, si prende atto del cambiamento, però occorre fare in modo che il cambiamento non sia appiattimento del pensiero, sennò erano delle bestie, sono più degli uomini. Questo è il discorso. Esatto, bisogna far funzionare. Anche perché 2 persone, anche se la pensano alla medesima maniera, arrivano a quel pensiero attraverso attraverso un percorso diverso. Certo. Perché non è sempre uguale, è anche proprio il dialogo che aiuta a far crescere le persone. Però tieni conto che occorre usare anche metodi e linguaggi nuovi. Noi, per carità, noi siamo legati a metodi, a studi, a modo di operare. Cioè, io ancora oggi, se devo leggere un contratto sul computer, me lo stampo, poi me lo correggo sulla carta. I giovani, sì, insomma, si avete da fare. I giovani questo non lo fanno, sono capaci di interagire maggiormente. D'altra parte, io se metto 10 libri sul tavolo, ho uno sguardo sinottico di ciò di cui voglio argomentare, e ho uno sguardo d'insieme. Questo col computer, per esempio, non è possibile farlo. Ora, ci sono tanti aspetti che culturalmente vanno esaminati e vanno presi. Mi dice il nostro grandissimo Giulio Cesare che sì, però la nostra mezz'ora, seppur densa e simpatica o antipatica, non lo so, è finita, quindi dobbiamo salutare. Noi simpaticamente auguriamo a tutti una buona domenica, è una domenica di sole, quindi una passeggiata magari dopo pranzo insieme alla famiglia non guasta mai. Va bene. Non guasta mai. Okay. Viva il Lombardo Veneto, esatto. Viva l'Europa dei popoli e viva, bravo da amici a Matteo. Forza. Grazie a tutti. Grazie. Avete ascoltato Centro Ronchi.